Riparte da zero il processo a carico di Flavio Trinca, ex presidente di Veneto Banca. Il giudice del Tribunale di Roma ha stabilito ieri mattina che il capo d'accusa nei suoi confronti vada riformulato. Una decisione seguita all'accoglimento dell'eccezione presentata dall'avvocato di Trinca, Fabio Pinelli, secondo cui le contestazioni a carico dell'ex numero uno della Popolare Veneta sarebbero troppo vaghe, capi di imputazione indeterminati e poco chiari, da cui l'invito ai sostituti procuratori che detengono l'inchiesta di riformularli, specificando concretamente quali siano le condotte di cui Trinca deve rispondere e consentendogli così anche di potersi a sua volta difendere e accedere nel caso a riti alternativi. Udienza rinviata al prossimo 27 marzo, in cui il Tribunale si pronuncerà anche sul nodo della competenza territoriale dell'inchiesta e sulla possibilità che Banca Intesa venga coinvolta in termini di responsabilità civile nei confronti dei risparmiatori truffati, che sarebbero messi quindi nelle condizioni di chiedere a Intesa stessa il risarcimento dei danni subiti.